Prosegue 200 stile libero, categoria ragazzi. In corsia numero 1 parte Alberto Camilotto, Idros. Seconda corsia ai colori del Montebelluna, classe 2003, ha vinto il bronzo ai categoria in questa gara Giovanni Gallina. In corsia 3 parte Filippo Coacci, Vissauro. In 4 per il Montebelluna lo ritroviamo, campione giovanile dei 50 e già medagliato anche in questa gara dei 200, Piergiulio Roberto Bressan. Alla 5 Nicola Lorenzetto, nuoto di nuoto. Corsia 6 Dylan Bonaguro, nuoto gemonese. Alla 7 lane 7 from Slovenia, Jernej Prebil. Alla 8 per Stella Marina, Luca Dalla Vetta. Piergiulio Roberto Bressan in corsia numero 4, anche per lui vittoria prima dei 50 stile libero, ritorna in vasca nella distanza dei 200, intanto a sfruttare la sua velocità di base 26,33 per prendersi il miglior passaggio. Lorenzetto e Camilotto alle sue spalle in seconda e terza posizione, con anche Coacci che è terzo, anche per lui 26,91 al pari di Camilotto ai 50 metri, ma siamo già di nuovo da questa parte della vasca per la virata numero 4 dei 100. Lorenzetto va davanti con 29,13, Bressan 29,60, Bonaguro 29,09, il più veloce in vasca nei secondi 50. Vediamo se continua la progressione di Bonaguro anche in questo tratto, comunque a controllare ciò che accade nelle corsie adiacenti. Lorenzetto, Bonaguro, Bressan racchiusi in 28 centesimi soltanto, i primi 3. E dunque finale apertissima questa fino alle ultime bracciate, con Bressan che prova a rispondere, a riportarsi là davanti. Bressan, notevole cambio di passo nell'ultima parte di gara, non molla Bonaguro, siamo alle ultime bracciate. Bressan 1,53 e 98, a lui va la vittoria dei due stile categoria ragazzi su Bonaguro che si accontenta della seconda posizione, 1,50.